Datevi al meglio della vita è lo slogan, il tema che ci sta accompagnando, cari amici, in questa rubrica settimanale che ci sta accompagnando a scoprire, ad ascoltare, ad approfondire il messaggio di Papa Francesco per la giornata di preghiera per le vocazioni. Vita, il meglio della vita non è sempre facile, non è sempre bello. Vita è anche impegno, vita è anche fatica. Fatica è appunto la terza parola della vocazione che oggi vogliamo scoprire ascoltando innanzitutto le parole di Papa Francesco. Fatica. Ogni vocazione comporta un impegno. Il Signore ci chiama perché vuole renderci come Pietro capaci di camminare sulle acque, cioè di prendere in mano la nostra vita per metterla al servizio del Vangelo, nei modi concreti e quotidiani che Egli ci indica, e specialmente nelle diverse forme di vocazione laicale, presbiterale e di vita consacrata. Ma noi assomigliamo all'Apostolo, abbiamo desiderio e slancio, però nello stesso tempo siamo segnati da debolezze e timori. Pur nelle nostre fragilità e povertà, la fede ci permette di camminare incontro al Signore risorto e di vincere anche le tempeste. Lui infatti ci tende la mano quando per stanchezza o per paura rischiamo di affondare e ci dona lo slancio necessario per vivere la nostra vocazione con gioia ed entusiasmo. Conosco la vostra fatica, le solitudini che a volte appesantiscono il cuore, il rischio dell'abitudine che pian piano spegne il fuoco ardente della chiamata, il fardello dell'innocenza e della precarietà dei nostri tempi, la paura del futuro. Coraggio, non abbiate paura. Gesù è accanto a noi e se lo riconosciamo come unico Signore della nostra vita, Egli ci tende la mano e ci afferra per salvarci. Vita consacrata è lasciare entrare nella propria vita, nella propria storia, pur segnata da fragilità e debolezze, la grazia del Signore. Ascoltiamo cosa significa tutto questo per una giovane religiosa, Suor Chiara. Sono Suor Chiara, sono una figlia di Maria Ausiliatrice, una suora salesiana da 4 anni e abito al Collegio Immacolata a Conegliano. La scoperta più grande che ho fatto in questi anni è che tutto quello che io sono, tutto quello che io faccio in realtà è tutto opera del Signore, è tutto suo. E questo per me non è stato tanto facile vederlo quando tutto andava bene, quando le forze, le capacità, le idee erano buone, sembrava che tutto girasse per il verso giusto, ma quando le situazioni sono state un po' più difficili, no? Quando magari ci sono stati dei momenti di solitudine, di paura, di dubbio, di malattia, di comprensione. Perché tutte queste situazioni hanno un po' fatto pulizia, riportando a galla quello che era poi l'essenziale, no? Cioè il Signore e la sua presenza. E risuona infatti forte dentro di me una frase che diceva San Paolo, no? Tutto posso in colui che mi dà la forza. Perché non è che posso tutto per le mie capacità, per le mie forze, per le mie idee, ma è nel suo amore, no? che io posso tutto. Ed è proprio in risposta a questo amore che io, come tanti altri consacrati e consacrate in tutto il mondo e in tanti ordini e congregazioni, proviamo, no, ogni giorno a seguire questo Signore, con la certezza che, anche se noi non sempre ci accorgiamo che cammina con noi, Lui c'è sempre. La promessa che infatti Lui ci fa non è una promessa di star bene, di non avere mai problemi, di avere accanto a me sempre delle persone con cui vado d'accordo, che mi capiscano, o di essere in una situazione che valorizza sempre tutte le mie capacità al massimo, no? Ma la sua promessa è una promessa di fedeltà, una promessa di rimanere accanto a me, così come io sono, qualunque situazione io viva, e io di provare a stare accanto a Lui. La sua promessa è una promessa di amore gratuito, incondizionato, un amore che non devo meritarmi, che è un amore che è molto più grande di tutti i miei successi, di tutte le mie soddisfazioni o anche di tutti i miei dolori e di tutti i miei dubbi. È un po' quel non temere, sarò con te tutti i giorni, no? Che mi dà la forza di provare sempre a continuare a seguirlo ancora una volta,
con la certezza che quello che riempie la mia vita è Lui, è la Sua presenza e che quello che mi basta è davvero la Sua grazia. Ogni vocazione comporta un impegno, ci ha detto Papa Francesco e ce lo ha ricordato Suor Chiara. Vorremmo in questi giorni offrire al Signore il nostro impegno, ma penso soprattutto che potremo offrire al Signore anche l'impegno di tanti che hanno risposto alla sua chiamata e stanno vivendo magari in questo momento la fatica, l'aridità, la delusione. Offriamo la nostra preghiera per le vocazioni un po' più affaticate.